Ciao, come non suonare il sassofono. Avete visto le mie mani? Si staccano troppo dallo strumento. Vi consiglio di avere sempre una posizione rilassata, in modo che il flusso di aria spinto dal diaframma possa entrare nel sassofono in maniera corretta. E ovviamente più vicine le vostre dita stanno al sassofono e quindi alla tastiera, più siete precisi e veloci nel pigiare i tasti. A volte capita anche a me di staccare le dita quando sono magari nel momento spettacolo e vabbè, ci sta. L'importante è non farlo come regola perché sarebbe sbagliato. Quindi sempre stare con le dita appena appoggiate ai tasti. Musica!